buonasera e ben ritrovati a terzo tempo. Gli argomenti di questa puntata: dobbiamo parlare del Brian Lignano, straordinario al quinto posto ai playoff in Serie D. Poi ci proiettiamo verso domenica, il grande giorno, lo scontro diretto dell'eccellenza, UFM LME prima contro seconda, il Pordenone alla finestra che ha appena battuto all'ultimo respiro la San Vitese. Con polemica, c'è un episodio che fa assolutamente discutere. E poi lo speciale dedicato alla Coppa di Promozione. A fine puntata riviviamo la giornata di Vaillant con tutte le immagini e tutte le emozioni di questa Coppa vinta dal Corva. Sono ripartiti i campionati e tornano anche le nostre rubriche con le nomination. Tutto pronto, riassunto di giornata e partiamo. Sigla! Sogno, salvezza del Sanlu passa per questa partita. Unione, la Rocca Altavilla che si allontana in classifica. Il sorpasso del Cavenoale continua a volare la squadra di Mister Moras. C'è solo da fare un grande inchino. Chapeau ad Ale, a Moras e a Paolucci, perché insieme hanno costruito un bel gioiellino. Colpo della Profagagna che batte la capolista 3-2. Lo prendiamo con serenità perché comunque siamo ancora in testa. Il secondo rigore dato è generoso. A Pagnucco evidentemente ha fatto bene la sosta. L'LME ha creato tanto e raccolto poco, il River d'Arcano per poco non la sbancava, quindi partita matta. Ritorno amaro per Rossito Bottecchi, al Pordenone resta in corsa per il primato. La storica Coppa del Corva. E noi al primo anno con tutti i giocatori nuovi abbiamo fatto una cosa che resterà nella storia. Ha spostato un po' il livello, no? Alzato un po' l'asticella, ma è questo che fanno i trofei. Per quanto riguarda il 13° invece, Il pareggio ci sta un po' stretto perché stiamo cercando di puntare ad andare ai playoff. promozione, qual è il risultato di giornata? Con la vittoria del centrosedia a Trieste Victory. Che cosa in questa giornata di eccellenza ha sorpreso di più? Io ti dico il Fagagna. Secondo me è il Fiume che vince a Sant'Andrea con la Juventina. Anch'io dico la vittoria del Fagagna. UFM LME. Un'ultima battuta per salutarci. Dimmi solo che settimana sarà. Giochiamo a calcio per vivere partite di questo genere. È la settimana che porta lo scontro diretto, ma prima dobbiamo approfondire tutto quello che è successo in quest'ultima giornata, davvero interessante. Il riassunto di giornata lo avete visto, alla finestra domenica ci sarà il Pordenone di Mister Campaner. Ciao Mister. Buonasera. Ben ritrovato anche Jacopo Puntin. Buonasera. Simone Fornasiere. Buonasera. Quale argomento scegliamo tra i tanti? Mi piace tanto il Brian perché Chapeau ha detto bene Trevi, però ragazzi si va verso UFM. È l'argomento centrale. Verso UFM LME. Jacopo Puntin, qual è l'argomento? Sono della stessa idea perché è quasi un mese che l'aspettiamo questa partita. Ciccio Campaner? È una partita importantissima per questo campionato. Sì, dobbiamo parlarne, provare a ragionare, però prima c'è tanto altro. Non ha detto il Pordenone alla finestra, Ciccio? Sì, vedremo cosa ne penserà, però prima io, visto che sono ripartiti i campionati, voglio vedere che cosa ha scelto, perché tornano le stelle del Dea. Buonasera e ben ritrovato Stefano De Agostini in collegamento con noi. Ciao Dea. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Pronti via così proprio. Dai, le stelle del Dea, ci sono tante cose da raccontare, quindi partiamo con le tue scelte, dai. Abbiamo lasciato fuori tantissimo perché, come hai detto tu, c'era veramente tanto da scegliere. Allora, ho dato 3 stelle a Strucali perché è una tripletta che praticamente dà la salvezza alla Formiuli, di un giocatore che ha fatto una grandissima partita. 4 stelle a Brichese, insomma, penso che l'importanza del gol per il Fiume è la prima vittoria del girone di ritorno, li tira fuori un po' dalle brutte acque, quindi credo che sia un gol determinante. 5 stelle alla Profagagna, che secondo me fa il risultato di giornata, e poi le 5 stelle superiori le ho date ai tifosi del Corva. Si sono presentati con questo striscione, hanno capito
da subito, anche quando era successo in Coppa Italia, per chi era questa partita, sono stati fantastici. Quindi 5 stelle superiore è poco, insomma era da applausi tutta la partita per loro, non loro per la squadra. Sì, sono d'accordo, lo abbiamo detto assieme. Se posso, Massimo, volevo fare una citazione anche ai tifosi del Pordenone della San Vitese che hanno visto la partita attaccati domenica, la partita anche sentita, sono gemellati, ma hanno visto la partita attaccati. È stato secondo me un gesto bellissimo. E questo fa capire insomma che tifoseria abbiamo in questa regione, che tifosi ci sono. Hai detto bene sul Corva e allora approfitto per chiudere l'argomento Coppa Italia di promozione, poi a fine puntata ci sarà uno speciale, però torniamo un attimo con le dichiarazioni dei protagonisti. La Coppa vinta dal Corva, l'incubo della Buiese questa Coppa. Mister Dre, questa Coppa resta stregata, fa più male questa rispetto a quella dell'anno scorso? Sì, fa tanto più male perché abbiamo preso gol a 2 minuti alla fine, un momento in cui secondo me avevamo il dominio del campo, perché loro, a parte un'occasione su un mezzo errore nostro, li avevamo messi lì, li avevamo messi in difficoltà, avevamo dato un po' più peso offensivo, avevamo avuto l'occasione abbastanza clamorosa, un piccolotto 10 minuti prima, e su un errore nostro l'abbiamo regalata. Fa male, c'è tanta amarezza purtroppo. No, questa fa malissimo e sono profondamente deluso, rammaricato, non ho neanche le parole, perché perdere così mi dispiace tantissimo, mi resta qua, diciamo, indigesta, è una sconfitta indigesta. Per come è arrivata? Per come è arrivata, al 90°, un errore di un giocatore importante, potevamo fare meglio, potevamo fare di più. È stata una Buiese comunque tutta la partita che non mi è piaciuta assolutamente. Non è facile limitare la Buiese con il tipo di gioco che ha il Mister Dre, però siamo stati bravi, noi abbiamo sfruttato l'occasione, queste sono le finali, adesso godiamo. Tutti bravi, noi abbiamo detto un Imbrea insieme a Pramparo straordinario, mi sono piaciuti tantissimo, in particolare Imbrea, e poi le giocate di Zeppi. Ma io credo che più che parlare di nomi dobbiamo parlare che abbiamo fatto una fase difensiva clamorosa. Di solito le mie squadre concedono tanto, però secondo me oggi a livello tattico non abbiamo sbagliato niente, l'abbiamo preparata alla grande, i ragazzi hanno fatto 3 allenamenti in cui hanno fatto forse più tattica questi 3 allenamenti qua che in tutto l'anno, e credo che i risultati si siano visti, anche un po' di fortuna e probabilmente una mano dall'alto. In quelle dichiarazioni di Rossi ha vinto un po' la tattica più che lo spettacolo. Sì, è stata una finale bloccata, no? Dove a parte quell'occasione della Buiese che hai mostrato c'è stato qualche tiro in porta, ma niente di che, proprio le difese erano chiuse da una parte e dall'altra, limitando davvero i reparti offensivi opposti. Quindi ha ragione, sì, ha vinto la tattica e poi l'ha vinta, ma come spesso succede, l'episodio, no? Perché però una Buiese che non è riuscita a trovare soluzioni. è mancata davanti la Buiese, fino all'ingresso di Vidotti che qualcosa in più ha dato, la Buiese davanti ha fatto tanta fatica. Biancotto tanta corsa ma sempre lontano dalla porta, Del Riccio sempre scelte. Ma hai sentito cosa ha detto il Presidente? Come dire, questa Coppa della Portata non l'abbiamo interpretata bene. È vero, secondo me, Dea, a distanza di qualche giorno possiamo dire che, al di là di raccontarla in diretta, che vivi le emozioni, ma analizzandola è stata un po' ingabbiata questa Buiese? Sì, ha detto bene Mister Rossi, non solo per lui, è stata una partita molto tattica. Hanno avuto paura di perdere tutte e due, quindi si sono sbilanciate poco. Abbiamo goduto al primo tempo di qualche giocata di Zeppi che ci ha fatto divertire, ma poi per il resto dal punto di vista tecnico non molto. Difatti fin lì i migliori in campo erano stati, al di là di Zeppi, i 4 difensori centrali che hanno fatto una grandissima partita. Io conoscevo poco Venier della Buiese, secondo me giocatore di prospettiva importante, e fino all'errore determinante erano stati perfetti, insomma, quindi questo fa capire che tipo di partita è stata. Rivedrete tutto a fine puntata, perché vi raccontiamo le emozioni, tutte le interviste integrali, la sintesi ampia, i tifosi, vi raccontiamo tutto alla fine, vi accenno con questa clip quello che vedrete.
E insomma, a fine puntata il racconto della finale di Vajont, ma mentre sabato noi eravamo concentrati per questa finale, da un'altra parte a Lignano, al Tegil, il Brian Lignano toccava il punto più alto, il suo punto più alto in Serie D. Proprio stasera abbiamo avuto ospite nell'appuntamento dopo il TG alle 19:30 Mister Moras. E allora facciamo il punto su questo Brian Lignano che supera anche il Cerlis Muzzane. Il Brian Lignano è quinto in classifica, sorprende tutti, è la miglior regionale in Serie D. Stare in quel gruppo lì è un motivo di grande soddisfazione, grande orgoglio ed è qualcosa probabilmente di straordinario. Sì. Il Cerlis Muzzane è sesto a pari merito con Conegliano ed Este, settime e ottave. Arrivare secondi in questo campionato conta come arrivare ottavi. Si sa, per chi ha grandi obiettivi, come diceva Zanutta, i playoff di Serie D, ancora privi del pass per la Serie C, sono una fastidiosa consolazione. Poi c'è il tema che il Cerlis Muzzane è rimasto grande solo a proclami in queste 9 stagioni senza essere mai passato nemmeno da una sorta di certificazione playoff da mettere nel curriculum finora deludente. E allora per la squadra di Zanutta non arrivarci è il vero problema, più che il farli senza potersi giocare una promozione. E il Brian Lignano in solo 2 anni di Serie D è già lì e ci sta arrivando con gli applausi di un'intera categoria per la programmazione, per il gruppo, per quel mister che ora piace a tanti. Sì, non sono ipocrita, le voci si sentono, anche se al momento non c'è nulla di concreto e reale. Il futuro è la vera sfida per il presidente Zeno Roma, un futuro senza il campo di Lignano per una stagione e con Alessandro Paolucci e Alessandro Moras nel mirino delle grandi. Ma intanto c'è il presente che ha portato il Brian Lignano ad essere una sorpresa della categoria e in questa regione ormai non accadeva dai tempi del Tamai, dove tra l'altro il Brian giocherà col Bassano. 3 partite al termine e i playoff non sono più un sogno, ma un reale obiettivo. Poi, se dovesse essere la prima squadra ad essere di regionale, è una soddisfazione sicuramente, ma non tanto per essere davanti a loro, ma per quello che facciamo noi. Questo è l'aspetto. Essere la prima squadra regionale sarebbe bellissimo, però ti ripeto, non è per fare un confronto con loro, è qualcosa che vogliamo fare, un obiettivo nostro. Lo chiedo a voi, si fa il confronto Brian Lignano-Cerlis Muzzane? Forasiere. Siamo talmente poche regionali che per forza si fa il confronto, quindi insomma credo, ed è stato sincero Moras, che voglia arrivare davanti per loro stessi, ma è chiaro che comunque alla fine del campionato, soprattutto viste le aspettative, visti gli investimenti, soprattutto in casa Brian Lignano, si guarderà se si arriva davanti al Cerlis. E dall'altra parte magari si rosicherà dentro, nessuno lo dirà, ma credo si guarderà anche dall'altra parte se il Brian Lignano ti arriverà davanti. Al di là di come finisca, insomma, se davanti o meno, credo che il confronto parli nettamente a favore del Brian Lignano. È un confronto che ci sta o no? È un confronto che ci può stare, soprattutto avendole viste tutte e due più volte quest'anno anche in campo. Cioè il Brian Lignano è bello da vedere, il Cerlis ha voluto essere più efficace che bello da vedere, non c'è riuscito. Il Brian Lignano ha sorpreso, ha divertito ed è davanti, quindi è un confronto che c'è e sta anche stravincendo. E poi il tema è che, come dicevo nel servizio, Cerlis Muzzane ha bisogno di avere una certificazione in questi 9 anni di D. Non centrare i playoff nemmeno quest'anno è estremamente grave. Era difficile prendere in parola Zanutta, in questo momento sarebbe potenzialmente ottavo. Favola Brian Lignano? Una bellissima favola, perché sta facendo veramente bene. È normale in queste categorie qua ci sia il confronto, perché come c'è il confronto Juve-Inter in Serie A abbiamo queste 2 squadre che vanno confrontate, è normale, sapendo anche gli investimenti da una parte ma gli investimenti dall'altra, è ovvio che diventa un po' più pericoloso questo confronto, perché sì, è un confronto che parla in maniera chiara, no? Sì. Da una parte in maniera positiva e dall'altra in maniera negativa. Bravissimo. In questo momento. Questo è quello che è. Dea, è un confronto, ma al di là del confronto è un'ascesa, è un apice in questo momento quello del Brian Lignano. Ma credo che dobbiamo fare i complimenti al Brian a prescindere da quello che sta facendo il Cerlis. Brian ha fatto un lavoro incredibile in questi anni. Ho sentito prima che facevano i complimenti a Ale, che sono meritatissimi, ma io direi Zeno Marino
hanno fatto anche loro un grandissimo lavoro. Lì è proprio una coesione, un'unità di intenti che ha portato questa società ad avere questo tipo di squadra e questo tipo di risultati. Ma quando uso la parola favola, che in D è stata l'etichetta ovviamente corretta del Tamai, sei d'accordo se dico che era dai tempi di Tamai, con storie diverse, non paragono le storie, ma paragono poi quello che sono riusciti a fare, era dal tempo del Tamai che non si vedeva una regionale in D fare una cosa simile? Ma ce ne sono state di squadre in D che hanno fatto, perché lì tra San Marco, ci metto la mia Sacilese, insomma ci sono state squadre che hanno fatto cose importanti. Aspetta, non parlo di quelle apicali, parlo di quelle che hanno sorpreso, no? Sì, ci stavo arrivando proprio. Se parliamo di sorprese, sì, direi di sì, direi che è il paragone giusto e perfetto. Anche perché tu sei tornato giustamente all'Itala e alla tua bellissima Sacilese, però nell'ultimo decennio, Ciccio, tu hai vissuto la D, insomma, ormai era tantissimo tempo e anche in questo un confronto Brianza Legnano Cernez Muzzane che non usciva una realtà così in D. Sì, è vero. Io ho avuto la fortuna di, per parecchi anni in Serie D, ci sono state realtà, San Vitese, Pordenone, quindi negli anni Tamai, avevamo 6-7 regionali. Sì, ma sono passati... Ma di qualità, quasi sono passati 20 anni quasi. 20 anni. Cioè il Brianza Legnano è in questo momento è un ritorno di una regionale in D, in quel senso, no? Quando paragono agli anni buoni del Tamai, che è la più recente. Ma no? più che altro è il ritorno di una regionale nei quartieri alti della classifica, perché lassù in questo momento sarebbe... Sì, c'è stato Cernez Muzzane fino a ieri, però, però il percorso è in ascesa, no? Però il Cernez Muzzane può essere paragonato alla Sacilese o all'Itala San Marco di quella volta, cioè partiti con obiettivi chiari. Il Brianza Legnano non credo sia partito con l'obiettivo di... Per fare bene. Sì, per fare bene, per migliorare l'anno scorso che si erano già salvati, sembrava una roba clamorosa. Questo non è bene, è davvero straordinario. Straordinario, non c'è altro aggettivo. Ne parla anche mister Tomei, sentite il suo tema sul Brianza Legnano. Vediamo. Ciao Massimo, un saluto agli ospiti di studio e a tutti quelli che ci seguono da casa. Tema della settimana, tributo al bel gioco. Quello che oggi è doveroso fare alla squadra del presidente Zeno Roma e al mister Alessandro Moras. Non abbiamo la sfera magica per sapere se il Brianza Legnano arriverà davanti al Cernez Muzzane in centrale playoff, ma se ciò dovesse accadere potremo parlare senza alcun dubbio di un piccolo miracolo calcistico. E se da una parte Zeno Roma, con cui ho avuto il piacere e il privilegio di lavorare fianco a fianco, ha avuto 5 anni fa l'intuito, il coraggio di affidare la direzione sportiva ad un giovanissimo Alessandro Paolucci, a cui vanno i miei più sinceri complimenti per il lavoro che sta facendo, e consegnare le chiavi di uno spogliatoio a quei tempi molto impegnativo ad un altrettanto e giovanissimo inesperto Alessandro Moras, dando così il via ad un progetto che si sta rivelando lungimirante. Dalla sponda Cernez Muzzane invece non possiamo dire certamente la stessa cosa, fatto salvo che per me al presidente Zanutta non si possono attribuire grandissime responsabilità, anzi bisognerebbe dargli una medaglia per la pazienza dimostrata sino ad ora. Ricordo che domenica, contro una squadra che lotta per la salvezza, se il portierino non para il rigore si va 0-3 per gli avversari, risultato a dir poco clamoroso, altro che pazienza, e non possiamo certamente parlare di bel gioco. Detto ciò, comunque, tutti ci auguriamo che la squadra del presidente Vincenzo Zanutta raggiunga il traguardo dei playoff e magari giocarsi un altro bellissimo ed entusiasmante derby con l'amico Zeno Roma, che andrebbe a sancire la straordinaria stagione del Brianza Legnano e a mitigare in parte le delusioni del Cernez Muzzane. Un saluto a tutti e alla prossima. Simone Fornasiere, tra l'altro, insomma, è vero, in quel passaggio che dice Tomei, addirittura, oltre che non il bel gioco, poteva finire già nel primo tempo quella partita del Cernez Muzzane. Se segna il rigore, secondo me è finita. Incredibile. Tanto che il presidente era abbastanza infuriato domenica. Ma è vero che c'è stato un presidente, mi dicono, negli spogliatoi? È andato negli spogliatoi, fra primo e secondo tempo.
Ci sono momenti in cui è giusto. Però non so, non per non dirlo, non so veramente dirti cosa abbia detto, perché sono cose di spogliatoio, però sì. Era troppo. Mi chiedi, ti dico la verità, è andato nello spogliatoio. Il miglior calcio in regione lo fa Moras? Sì. Dea, tu sei stato un cultore del bel calcio, parlavi della tua Sacilese che ha vinto, ha fatto bene, no? Col gioco proprio. Cosa mi dici di questo tema? È un tema? Sì, non mi piace dire il migliore o il migliore, io dico che il Brian vado a vederlo sempre volentieri, perché si vede a calcio, si vedono idee, ha fatto crescere dei giocatori, non pensavo che alcuni giocatori diventassero quello che sono diventati, bravo, sta facendo, cioè diciamoci la verità, in questo momento lui è sopra tutti, non solo per i risultati, ma anche per la qualità, per come ci arriva a questi risultati, è sopra tutti in questo momento, cioè per distacco. È giusto dirlo, è un momento di consacrazione per lui. Poi ne abbiamo parlato in trasmissione, il tema è il futuro. Tutto quello che fai in un determinato ambiente non è detto che lo puoi fare in altri ambienti. Dopo 5 anni, Campaner, è giusto provare che arrivino nuove sfide, no? Anche per un allenatore che sta facendo così bene. Beh, sicuramente. Poi dipende anche il Brian, che prospettive. Ma il Brian gli promette che gli farà una squadra super. Penso che Alessandro voglia continuare a lavorare in un ambiente sereno, tranquillo, dove conosce bene. Però non so se il Brian gli dà la possibilità di lavorare con un gruppo ancora migliore. Il tema sarà proprio anche che tipo di futuro, dopo questi momenti apicali, vuole costruire il Brian Legnano e cosa potrà, perché in questo momento davvero dà l'idea di essere all'apice. Sono col mister. O ti prospettano una squadra per vincere il campionato, o secondo me dopo 5 anni il ciclo potrebbe essere chiuso. Arrivato al termine. Intanto mancano 3 partite e il Brian Legnano, ne abbiamo parlato, è sicuramente la squadra in questo momento un po' simbolo, no? Della regione, con il suo gioco, con quello che ha realizzato, come lo ha realizzato. È un attestato che si prende tutta la società, no? In questo momento, essere un po' vista come la squadra regionale. Certo, i meriti sono di tutta la società. Tanto importante. Momento più complicato, come era normale fosse, per il San Luigi. Sentiamo cosa ha detto proprio Jacopo Puntin, mister Pocecco, alla fine della partita persa con l'Altavilla. È stata proprio una brutta partita. Tecnicamente da parte nostra abbiamo sbagliato veramente cose che in questa categoria non possiamo sbagliare. Abbiamo sbagliato un po' troppo nelle uscite, abbiamo sbagliato negli appoggi, abbiamo sbagliato nelle distanze. Male. Una partita brutta in tutti i sensi. E cosa vuoi farci? Adesso è ovvio che in queste 3 gare dobbiamo dimostrare di poter valere la categoria. Questa è una vittoria che manca dalla partita con il Calvino Ale, 2 risultati utili consecutivi, nelle ultime 2 non il miglior modo per tornare dalla pausa questo. Ma sai, non il miglior modo per tornare dalla pausa, la pausa è stata poca perché abbiamo giocato il giovedì al posto della domenica, perciò non è che è stata una pausa che ci può condizionare, assolutamente no. Secondo me oggi proprio non c'eravamo, non eravamo proprio in partita. Visto che le ultime 3 sono difficili, si va a Treviso, la prossima da cosa deve ripartire San Luigi? Dalla voglia di salvarsi. Io aggiungo una cosa, prima di sentire Jacopo Puntin, e vorrei proprio sentirvi su questo, perché c'è nell'ambiente San Luigi questa cosa, non sono le dichiarazioni di Pocecco. Deve ripartire anche senza guardare i risultati delle altre. La D è questa da sempre, tu devi fare il tuo percorso, non devi vedere cosa ha fatto quella che lotta per la salvezza col Treviso, il Maia Alta che vince col Cerlins al primo tempo, non sono affari tuoi. Allora, il Cerlins perde in casa il primo tempo 2-0, se poi finisce 6-2 non c'è niente da dire. Sì, quindi, tra l'altro. Io parlo della partita che ero a vedere col portiere del Maia Alta, anche che le fa altre, il Vigasio va a vincere a Chioggia, ma bisogna anche capire che ci sono altre motivazioni. Allora, scusa, mi permetto di dire, se tu domenica batti il Treviso, il Vigasio deve chiamare il complotto. Questo è il calcio. Questo è il tema. Quando faccio i paragoni nel percorso, parlavamo prima del Brian Legnano, uno dei temi per cui il Brian Legnano si sta
prendendo una scena, è perché ha imparato ad essere attento alla comunicazione, ha imparato certe cose. Ecco, sei, passami il termine, ingenuo se cadi in quel tranello, no? Devi trovare l'esperienza anche in quello, di non guardare le altre, no? Non so, cioè, oltre, e infatti ecco dice, la voglia di salvarsi, punto. Devono evitare questi discorsi anche perché i giocatori li sentono, non è che hanno le orecchie tappate. No, e noi lo diciamo, scusami Jacopo, perché lo sappiamo che è stato detto, è stato anche scritto. È stato scritto, cioè. Sì. I giocatori non devono sentirsi parte di questa cosa, devono andare in campo a giocare, infatti Pacheco dice giusto, c'è stata una componente anche mentale. Lui ce l'aveva con gli appoggi sbagliati, sugli errori individuali, piccolezze nell'arco di una partita che è stata orribile, da una parte e dall'altra ci hanno segnato il rigore, smesso di giocare a calcio, però ci hanno avuto solo 2 occasioni, troppo poche. Una importante con Butti, no? Dea, sei d'accordo su questo tema? Che sai cosa significa lottare per salvarsi in questa categoria? Non si deve guardare gli altri. No, dico che il San Luigi ha sempre vissuto di entusiasmo, quindi non possono deprimersi. Sono in una categoria eccezionale dove per me ogni domenica per loro deve essere una festa e anche avere il piacere di confrontarsi con le squadre di questa categoria. Quindi devono andare lì e giocare anche, direi, in maniera spensierata, se si può giocare in maniera spensierata, perché questa è stata la loro forza. Hanno vinto il campionato l'anno scorso così, hanno fatto 3/4 di questo campionato alla grande così, e quindi loro non devono, non so se si può usare il termine rabbuiarsi, non so se esiste questo termine, perché secondo me la loro forza è sempre stata questa, è stata il gruppo, la festa, il fatto di essere insieme nel bene e nel male. E allora adesso devono continuare secondo me su quella strada, e quella è la loro forza, non devono perdere quella prerogativa dal mio punto di vista. Campaner, quella voglia di salvarsi, no? Sì, con l'entusiasmo. Fondamentale, ma sono un po' d'accordo con Jacopo perché può diventare un alibi per i giocatori, sta cosa che della comunicazione, no, ma la Serie D per noi non ci vogliono, tutto. Invece non è così. Il campo è quello che dopo dove si parla e quindi bisogna andare a lottare. Lo sapevano penso dall'inizio che sarebbe tosta, forse si erano fatti la bocca buona perché a un certo punto sembrava quasi che fosse tutto facile, invece la Serie D, il mister la conosce bene, è tostissimo. E quindi dal primo giornata all'ultima è tostissimo. Il sorpasso del Calvi proprio in questo momento che vediamo un rettilineo della fine, ma fa sorpasso paura. Calvi, sorpasso mai a quello che adesso devi pensare che forse la salvezza diretta è difficile. No, la salvezza sparisce dal momento che perdi con la matematica non condanna, quindi voglio ancora, mi piacerebbe sperare che il San Luigi si salvasse diretto, ma insomma parliamo di una squadra che forse a inizio stagione noi, magari sbagliando, anzi sicuramente sbagliando, davamo quasi già per spacciata, e invece è lì, ok, come dice il mister, hai fatto la bocca buona, ok, calma però adesso, concentrati su 3 più 4, se sarà il play-out sulla 4ª partita, e insomma chiudiamo un cerchio fantastico, no? È inutile cercare alibi, robe. C'è anche da dire che depressione, tra virgolette, termine sbagliato però un po' generale, deriva anche dal fatto che erano fuori Olio, Lenuz, Linussi, Forte, fino a fine stagione. Giocavano con Zecchini e Vagelli che hanno fatto un partitone forte, infatti lo vediamo fuori, vicino tutta la stagione. Fuori anche Caramelli perno della difesa, dietro è mancato, si è visto, è mancata l'attenzione, è mancato chiamare. Ma anche quelli sono alibi, perché il Treviso ha perso Scotto, ha avuto la fortuna che l'ha perso quando avevano già vinto il campionato, quindi una a fortuna e una meno fortuna, però... Infatti deve ripartire dalla voglia di salvarsi anche per queste cose qua, non deve condizionare, anche queste cose non devono condizionare. Zecchini ha giocato 2006-2007, ha fatto una partita incredibile secondo me Zecchini. Però adesso è dura, perché il finale di stagione ma si sapeva, un campionato duro questo, giochi contro squadre calvinoale, magari un po' trovi altre squadre che sono anni che sono lì, se tu pensi di giocare facile a salvarti contro il Campodarsico che sono 20 anni che è lì, è chiaro o no Ciccio, tu che l'hai provata o la Luparense di turno? Ma la mentalità proprio societaria è tutto che è diverso. Beh, l'ultimo esempio che ha provato a salvarsi con fatica, io mi ricorderò sempre, ne parliamo spesso col Dea, il Cordenons.
Cordenons un punto era lì, processi. perché poi finale di stagione sembra tutto era fatta, invece la D non ti permette di poter dire è fatta, ed è estenuante, è lunga, non finisce. Si è salvato quell'anno contro il Cordenons Tamai, che faceva la D da 20 anni. Però in un eventuale play-out, se giochi con l'Obermais, per dire, vedremo com'è, sono squadre. Bisogna tornare sul pezzo perché sono abbordabili. Certo, anche il Calvino Ale. Anche il Calvi. Allora, è chiaro che sarebbe buono per San Luigi riprendersi il play-out in casa. San Luigi che vuole tenersi la Serie D, ma noi parliamo di chi vuole andare adesso in Serie D dall'eccellenza. Andiamo verso la volata finale, 4 giornate al termine. Domenica c'è UFM LME, la grande sfida. Ecco qua. La grande sfida, ragazzi, quest'anno è quella, no? Jacopo. Aspettiamo quello da metà campionato più o meno. Insomma... Ne ha già passata Campaner una andando a giocare a Mortegliano. Sul finale, guardiamo la corsa per la Serie D, sul finale al Bottecchia arriva l'UFM, quindi tutte grandi sfide che potrebbero essere fino alla fine, ma intanto c'è questa. Come hai detto, la grande sfida. Io vi chiedo quanto è decisiva però questa sfida, perché tutti mi dicono che si decide a fine campionato. Campaner, tu questa partita qua, con l'esperienza che hai da uno che ha vinto i campionati, quanto incide? Ma conta tantissimo. Sì? Sì, perché è uno scontro diretto, a livello mentale, adesso poi siamo verso fine stagione. Quindi la testa comincia a essere pesante, perché è stato un campionato intenso, un campionato secondo me bellissimo, di eccellenza, era un po' che non si vedeva secondo me un campionato così, proprio di livello, e quindi vincere lo scontro diretto potrebbe darti lo slancio per le ultime 3 partite. Soprattutto, riguardiamo la grafica, se l'UFM, che è sempre stata in testa, vince in casa, per me dà un colpo di grazia, perché va più 4. Guardiamo colpo di grazia magari no, però se passa indenne, secondo me qua poi deve passare indenne la sfida con il Muggia. Il calendario dell'UFM è un po' complicato, ma se va con 4 punti in vantaggio, poi parliamoci chiaro, l'ultimo ostacolo potrebbe essere il Bottecchia, ma con 4 punti in vantaggio in realtà idealmente se passi il Muggia non è fatta, ma insomma sei un po' più tranquillo. Il Tolmezzo è praticamente salvo, lo affronta in Muggia casa. là, tra l'altro. Muggia, ecco quella, no? La sfida di Muggia, perché con tutto il rispetto, se l'UFM vince lo scontro diretto in casa, non mi aspetto che perda poi in casa col Tolmezzo, poi nel calcio tutto è possibile. Dall'altra parte, occhio, perché con un pareggio... Un pareggio torna a corsa 3, lo è già, perché 56 punti, meno 4. Chiarbola, Gorizia, Rive, Pordenone, che poi ne parliamo alla finestra. Però tornando alla grande sfida, in questo momento ha perso qualche certezza negli ultimi tempi l'LME? Una vittoria nelle ultime 4, qualche certezza l'ha persa, o meglio, hanno capito che per vincere campionati bisogna tornare a essere quelli di 8 domeniche fa, quando sbaragliavano la concorrenza di chiunque. Quindi domenica, soprattutto per lo slancio, come dice il mister, per me è decisiva da quel punto di vista, perché per la classifica, sai, se va avanti l'LME... Però è un calendario, poi il calendario, rivediamolo ancora una volta, perché l'LME se vince poi a squadre che lottano per la salvezza. La Forum che già salva. Forum no, Fiume e Fontana, perché l'ostacolo più grande è il Fontana, idealmente. Dipende come ci arriva il Fiume, poi parliamo anche della corsa a salvezza. Dea, l'LME ha perso un po' di certezza anche perché tipo Bolgan non è mai entrato al meglio, Ruffo qualche problemino, lì davanti ha perso qualche certezza anche se crea grande mole di gioco? Allora, le ultime 5 partite, 4 o 5 partite, non sono come le altre. Sì. Quindi
noi non possiamo valutare solamente il lato tecnico e il lato tattico, c'è un lato psicologico, perché è chiaro che adesso paracadute non ce l'hai più, se sbagli sei fuori, e quindi è chiaro che il braccino, no, come dicono nel tennis, ai giocatori che arrivano al match point e sbagliano continuamente perché c'hanno il braccino può venire fuori, quindi al di là di tutte le valutazioni, noi diciamo la Formiuli è salva, ma la Formiuli è la peggiore da trovare perché gioca spensierata, che gliene frega, se vince fa il colpaccio, se perde pazienza, ci stava. Beh, anzi, ci ricordiamo cos'è successo l'anno scorso a San Luigi col Fiume. Cioè noi per poco li andiamo a prendere perché quello, ecco, analizzando il campionato dell'anno scorso, secondo me è fondamentale. Noi perdiamo col San Luigi, andiamo a 8 punti, in 7 partite gli mangiamo 7 punti e siamo arrivati a un punto dietro, perché poi quando devi vincere per forza diventa tutto più complicato, si allarga il campo, si restringono le porte, il pallone diventa più piccolo, è così da sempre, insomma, quindi bisogna stare attenti. Poi io se fossi mister del Pordenone, un giocatore del Pordenone, dico, io l'ultima l'ho vinta. Sì, lo scontro diretto lo vinco, insomma. L'ho vinto. Io faccio questo ragionamento, dentro la mia testa faccio questo ragionamento, l'ho vinto, quindi devo vincere tutte le altre, perché l'ultimo lo vinco. Cioè, io farei questo tipo di ragionamento, capisci? Adesso glielo chiediamo al mister del Pordenone che ragionamento fa. Adesso è tutto da giocare. Sì, tutto da giocare. Però tu che queste due squadre le vivi e le hai affrontate, una affronterai ancora, dimmi solo una cosa, UFM più forte dove e LME più forte dove? Me lo dicono i numeri. Fase difensiva l'UFM, a parte l'ultima partita che ha preso 3 gol, quindi un po' condizionata così, è più forte, è una squadra cinica, anche la differenza reti, ha fatto pochi gol ma ne ha presi pochi, quindi è molto più forte nella fase difensiva, sfrutta quelle poche occasioni, perché veramente nelle ripartenze è veramente micidiale. L'LME invece è più squadra, più singoli, con qualità. Stiamo vedendo qua i 3 gol subiti dall'UFM. Sì. Tra le due però la partita di domenica, questa che stiamo vedendo lascia più strascico, oppure poi facciamo un recap anche di quello che è successo il turno prima, no? Quindi l'altra è il River Flaibano che va in vantaggio facendo 2 gol all'LME. Qua stiamo vedendo come ha perso l'UFM, 3 gol subiti, l'ultimo questo è il rigore siglato da Del Piccolo, e poi ci spostiamo sul campo di Mortigliano. Quale delle due? A strascico non lo so, però se ti devo rispondere l'LME secondo me aveva l'occasione un po' più ghiotta per tornare davanti. Quindi secondo te vedi un po' più, nonostante abbia perso, vedi un po' più ferito l'LME, anche se è rimontato, nonostante abbia perso l'UFM? Sì. Sì? Jacopo Puntin? Anche secondo me, perché l'LME parte proprio male, prende 2 gol, rischia di prendere un altro. L'UFM è sembrata quasi una giornata proprio storta, anche perché è partita bene, ha fatto gol. Dopo episodio del rigore, errore di Acampora, la riprende subito con Acampora, e poi l'episodio sul finale. È sembrata una giornata girata male. Oppure questo turno precedente è totalmente resettato? Dea, non lascia niente il turno precedente? Boh, al di là delle chiacchiere qualcosa lascia, anche perché ti ripeto, tutte e due pensavano di aver eliminato il Pordenone e invece adesso devono anche stare attenti, perché io credo che a fine partita, qualsiasi sarà il risultato, andranno a vedere cosa hanno fatto il Pordenone. Assolutamente sì, questo è garantito, per cui qualcosa ti lascia, ti mette ulteriormente pressione. Prima era uno scontro a 2, adesso diventa una partita a 2 che però è una partita a 3 ed è una cosa completamente diversa. E allora parliamone, c'è la grande sfida, UFM e LME, che vi racconteremo al meglio domenica, ovviamente già alle 19:30 con le immagini, poi il prossimo martedì puntata speciale con tutti gli opinionisti, parleremo di quello che accadrà al Boito, ma adesso ci spostiamo, andiamo al Bottecchia, gol sul finale, quel gol di Lisotto quanto vale nell'economia di questo campionato e quanto era a un certo punto diventato insperato mister Campaner. Sì, non abbiamo fatto una buona prestazione, siamo consapevoli. Però quel gol là
tiene lì attaccati come lo speravamo, ma è stato importante il gol al tormezzo al 94esimo. In tante situazioni. Noi, quello che ho detto ai ragazzi soprattutto, noi ultimamente abbiamo recuperato tantissime partite, ho vinto le partite negli ultimi minuti, perché i ragazzi veramente non mollano un attimo, nonostante qualche difficoltà che abbiamo avuto, di infortuni e cose, però quella non è essere una scusa. Poi i ragazzi ci credono, ha fatto gol Isotto, è entrato dalla panchina, perché ci credono con l'ultima palla buttata in mezzo. Prima Meneghetti fa questa parata, esatto, che è decisiva, e subito dopo andate a fare questo gol. Sì, Dove la differenza fa lì, ragazzi, perché poi parliamo anche dell'episodio che c'è stato, però Meneghetti para, Biasin su quel pallone ci va male, è un errore che pesa, però per voi ci avete creduto. Ci abbiamo creduto perché è vero, ci può essere un mezzo errore, anche se sembra che il rimbalzo non sia proprio perfetto del campo, e c'è stato l'errore, però ci abbiamo creduto, siamo arrivati là con quel pallone, con quell'ultimo cross, e l'Isotto, un centrocampista, era lì e si è buttato dentro per cercare di vincere. Abbiamo rischiato anche qualche ripartenza per cercare di vincere questa partita. E poi arriva l'Isotto, che guarda, lo vedi adesso, se ne stavi andando, lo vedi e devi abbracciarlo, perché questo gol qua vale tanto. Per me comunque vale anche il fatto che il Pordenone è in corsa. In questo campionato, mister Campanelli, io ho sentito discutere il Pordenone, contenti ma un po' anche critici, te ne parlavo Tolmezzo, ma in questo primo anno di eccellenza dove siete ripartiti, essere in corsa per me fino alla fine è un obiettivo raggiunto, al di là di come finirà, o no? Ma sì, io l'anno scorso quando sono andato a parlare col presidente, lui mi ha detto: guarda mister, noi la promozione dobbiamo vincere assolutamente, non c'è alternativa, l'eccellenza dobbiamo costruire per poi in 2 anni salire. Questo è un po' quello che stiamo facendo. Dopo la piazza Pordenone gli richiede di provare a vincere qualsiasi partita e qualsiasi campionato. Sì, però secondo me l'aspettativa per questa eccellenza di vincerlo subito era un po' oltre. Essere in corsa e magari farcela è un grande risultato, è diverso. Forse l'unica cosa di questo campionato, forse qualche rimpianto che potete avere, è o la crisi dell'andata o forse a marzo non aver vinto una partita. Qual è il vero rimpianto? Ma il vero rimpianto sono gli infortuni, perché io veramente abbiamo avuto gli infortuni, ma non per salvare il mio staff, perché abbiamo avuto infortuni gravi, non abbiamo avuto stiramenti, problemi muscolari, abbiamo avuto 3 legamenti, un menisco, un'ernia al disco, una rottura di una mano, e in una partitina si è agganciato alla casacca Coticometti e si è rotto una frattura scomposta della mano. Quindi sono infortuni che veramente hanno pesato tantissimo. Quello rammarico, perché domenica avevamo fuori 6 titolari. E adesso servono. Ha detto il Dea: faccio il conto di vincere quello scontro diretto finale con l'UFM, però voi non avete vinto gli scontri diretti, avete perso al Boito, avete perso a Mortegliano, avete perso il Bottecchia con l'LME. In questo senso è un tema, però allora che ragionamento fai? Calcolando che gli scontri diretti non avete vinti, ne avete ancora uno, che ragionamento fa il Pordenone che è alla finestra? Io ho chiesto ai ragazzi di fare più punti possibile. In questo momento qua, se noi facciamo 12 punti, minimo arriviamo secondi, perché questo è matematica. E quindi dobbiamo provare a fare 12 punti. Sarà durissima, perché dopo tutti parlano dello scontro giustamente al vertice, ma noi dobbiamo andare a Chiarbora. Chiarbora è l'ultima possibilità per provare a salvarsi, quindi non sarà facile, è un campo difficilissimo. Però tecnicamente è un turno favorevole questo, cioè se vuoi restare veramente in corsa, vincere a Chiarbora. Se devi fare 12 punti, per forza devi vincere anche a Chiarbora. Sì, loro devono fare 12 punti, no? Hai ragione. Sì, sono d'accordo con te, è un turno favorevole perché c'è lo scontro diretto più che altro. Quindi se pareggiano. A loro tifano per l'X a Monfalcone, sì. Questo è fuori categoria. Se pareggiano, ma loro restano le ultime 3 clamorose. Ma loro può andare bene anche l'1X forse, perché agganciano la Varian, possono arrivare anche. A parte che arrivando secondi a pari con gli scontri diretti sarebbero terzi. Quindi, dici per quale risultato? Ma dai, l'X non te lo dirà mai, ma ti fa dillo. Sinceramente non ci ho mai pensato, perché non ho fatto calcoli di
Io, ma non sono sincero in questo momento qua, non ho mai fatto calcoli di chi può vincere o più vincere, sto veramente concentrando tanto su di noi, perché come ti ho ripetuto prima, se noi facciamo 12 punti minimo siamo secondi. È un finale di campionato dove può centrare l'obiettivo il Pordenone, è rimasto lì appeso e con 12 punti può davvero crederci, e per farlo deve partire da Chiarola, poi a Gorizia, Rive e l'ultima c'è l'UFM. Prima però dobbiamo tutti vedere cosa faranno UFM e l'EME e poi si vedrà come andrà questa incredibile corsa a 3, però domenica parliamo di San Vitese, quindi di corsa a salvezza, episodio da penna rossa per l'assistente. Guardate cosa è successo. C'è qualche problema? Ce l'abbiamo? No, l'episodio prima. L'episodio prima. Facciamo vedere integrale se ce l'abbiamo. Vai, eccolo qua. Questo pallone giocato in profondità per Rossi che parte in posizione regolare, retropassaggio, intervento del difensore del Pordenone che causa il rigore. L'arbitro, guardate, l'arbitro concede il rigore, perché c'è rigore, no? L'assistente segnala fuorigioco. Fuorigioco che non può esserci mai. Fuorigioco. Rossi non è... Allora, il dubbio che ho detto io, ma chissà se Rossi era in fuorigioco in partenza. No. Fuorigioco di chi ha ricevuto palla dal giocatore del Pordenone. Da Cendron. Cioè Cendron diventa in fuorigioco su un retropassaggio, non c'è niente, è una svista clamorosa. Adesso. Intanto sbaglia l'arbitro perché, capiscimi, perché loro sui retropassaggi di solito alzano il braccio come a dire è retropassaggio, e credo che l'osservatore o chi abbia fatto il primo appunto anche all'arbitro. Poi clamoroso, sì, a parte che non mi sembra neanche fuori gioco, neanche se l'avesse passata. No, non c'è niente. cosa a cui avrei pensato il fuorigioco, devo essere sincero. No, ma è quella la motivazione. A te, tu non hai colpe, però è un episodio chiaro. Andiamo avanti con le immagini dell'episodio, perché si vede anche la reazione di mister Rossito che tornava al Bottecchia ed è uscito molto arrabbiato per questo fatto. Lasciate andare pure le immagini e lo vedrete. Però io potrei dirti che il primo tempo c'erano due situazioni molto dubbie anche per noi, ok? Però giustamente questo è un fatto. Come hai detto tu, l'arbitro non ha segnalato il retropassaggio, ma l'arbitro ha fischiato rigore. Colombera non si vede dalle immagini, ma ve lo assicuro, colpisce in piena palla e Cendron colpisce. Quindi nel momento che ha visto che Guadagnini ha alzato la bandierina ha detto fatta, ho sbagliato il rigore, fuori gioco, colpa, la passiamo all'assistente e quindi fa il doppio errore. Guarda Rossito che viene allontanato. Io te lo assicuro, è attaccatissimo alla mia panchina, Colombera con la punta sposta la palla, Cendron ci prova, l'arbitro gli ha sbagliato. Però errori che danno in tanti forse. No, questo, allora, al di là che poi magari nella moviola di mister Campaner ci sia il tocco di Colombera, è la prima impressione che sia rigore. Ma il fatto è che l'arbitro ha dato rigore e non può non darlo perché l'assistente dice fuori gioco. Io capisco che Rossito in quel momento dica ma che cosa sta succedendo. L'arbitro è Paolino Di Chieti. Quando arrivano da fuori regione, io ne ho una lista infinita. Ne trovavamo uno meglio da Pordenone a Chieti. Ma ogni volta che arrivano da fuori spesso c'è questo problema. Però qua poi c'è Bitto di Pordenone, Battiston di Pordenone, adesso io non so. Quello è Battiston perché è il 2. In teoria è Battiston. L'uno è dalle panchine, il tema, sono quelli, io non lo so. Siamo onesti, in eccellenza tu assistente non fai questo errore, ma non esiste proprio. Cioè, le categorie ci sono, tu non sei l'eccellenza, tu sarai da altre categorie ma non l'eccellenza, no? E perché questo è un errore grave. E poi la San Vitese, avete 0 rigore in questa stagione, guardate che quanti episodi sfortunati ha sommato in questa stagione la San Vitese, perché poi io capisco che le società che adesso stanno giocando per l'obiettivo della salvezza e dicono è come possibile che mi togli quel
quel rigore lì. Questa è la prima giornata con l'UFM, un intervento su McKennie, che poi che lo stiamo rivedendo. Ci sono ben 5 episodi abbastanza eclatanti in questa stagione, diverse sviste, all'andata con l'UFM. Poi questo me lo ricordo con la Forum Miuli, clamoroso, rigore clamoroso non dato, no? Il fallo dell'andata su Rossi col Pordenone. Cioè, adesso la Sanvitese è ai play-out non per colpa degli arbitri, sia chiaro. In questo momento è play-out perché io ho fatto una puntata dove ho detto che secondo me la Sanvitese quest'anno ha commesso diversi errori. Però ne hanno commessi diversi anche gli arbitri. Si dice che si compensano gli episodi, però qua cominciano a essere tanti. Giusto soffermarsi o bisogna andare avanti? Bisognerebbe vedere se magari la Sanvitese ha avuto anche episodi a favore in tutto il campionato, come tutte le squadre. Però questi 4-5 episodi che tu hai fatto vedere, 5 episodi, dicono effettivamente che nel caso specifico loro la Sanvitese ha ragione a protestare. Però poi per dire se, bisognerebbe vedere se magari non hanno avuto anche 3 rigori contro non dati, quindi insomma, però se mi chiedi nei casi specifici che tu hai fatto vedere, sembra evidentemente che la Sanvitese sia stata penalizzata. Ricordo bene quello di Monfalcone, peraltro, un mercoledì sera, un bruttissimo 0-0 con il presidente anche abbastanza arrabbiato in tribuna per questo episodio. Questo mi sembra però anche forse il meno netto, cioè il meno... Più gli altri. Il braccio era tanto largo, ci si accorgeva anche senza replay, sinceramente. Comunque questo tema di domenica non riguarda il Pordenone, riguarda il fatto che certi errori in categoria non devono esserci, perché comunque adesso tutti giocano per un obiettivo e anche questi punti cominciano a pesare. Dea. Diciamo che, scusa, che questo è proprio un errore regolamentare, no? Quello del lasciando stare il rigore, va fuori gioco, cioè avesse fischiato simulazione, ma cioè, l'assistente non può salire con la bandierina, quello dico. Dea, cosa si fa in questi casi qua? Noi lo sottolineiamo a livello di cronaca, però effettivamente 0 rigori sono 0 rigori in un anno. A parte che faccio una battuta e dico che se fossi stato al posto di Rossito, anche io avrei preso 5-6 giornate, perché mi sto giocando il campionato e c'è un rigore per me e non me lo danno per una cosa del genere, dai, insomma, chiunque avrebbe perso le staffe e oltre. È vero, come ha detto Ciccio, che sullo 0-0 uno secondo me clamoroso su Zorzetto, un bellissimo 1-2, uno su Consorti poteva anche starci, però insomma questo qua è clamoroso anche perché eravamo a fine partita. Devo dire che io ho visto un'ottima Sanvitese, tra le altre cose, perché ero lì, e insomma non ti danno un rigore così, è chiaro che perdi le staffe e questo ti può cambiare un campionato, perché insomma fare 3 punti e farne 0 dopo una partita così dove la Sanvitese secondo me ha fatto molto bene e in quelle situazioni lì in cui stai lottando ti senti ancora più derubato, no? Ti viene un po' è inevitabile che ti venga, e poi insomma tutti gli episodi che hai fatto vedere, perché io me li ricordavo, soprattutto all'inizio del campionato quando la Sanvitese stava facendo bene però non gli davano dei rigori, quindi il fatto che sia arrivato a 0 rigori presi con gli episodi che hai fatto vedere, è chiaro che nella situazione in cui sei qualche pensierino ti viene, che poi non c'entra niente, però te lo fa venire, dai, è inevitabile. Certo. Allora, corsa a salvezza però. Scusa, pensavo stesse dicendo di tutto a Michelin lì. Anche a Michelin, secondo me, ma in quel caso ha fatto bene. Ha fatto bene. Mister Rossito. Allora, corsa a salvezza. C'è dentro ovviamente la Sanvitese, adesso abbiamo tolto per un attimo Chiarbola Ponziana che è ultimo con 18 punti, guardiamola e teniamo la prima fuori dal play-out che è il Fiume Veneto Bandia. La Sanvitese nel suo calendario ha forse la partita... Tamai è una partita ovviamente complicata, è un altro derby, però poi al Chiarbola Ponziana, al Gorizia arriva la Sanvitese. 3 scontri diretti, l'avevamo detto un paio di puntate fa, quando 3 scontri diretti, quindi ha un po' nelle sue mani il destino la Sanvitese. Chiarbola ha 18 punti, è già sicuro che la salvezza diretta non c'è. No, non ce l'ha più. Va a 30 e quindi non si salva mai diretto. Io credo che siano 4, le posizioni play-out possono cambiare, ma secondo voi chi può uscire? Perché il Fiume Veneto Bandia, che ha vinto una partita importante, lo diceva nelle stelle il Dea,
Adesso con un calendario difficile. Secondo me, scusa, più che chi può uscire bisogna stare attenti alla forbice anche, perché il Rive Flaibano è quella che non deve uscire, capiscimi? Non il deve Fiume uscire... però è un calendario ancora che non può stare tranquillo, Fiume a 32 non può mai stare tranquillo. È vero che in questo momento ha 8 punti dal Rive Flaibano, quindi teoricamente gli basterebbe fare gli stessi punti del Rive Flaibano, se non lo superano in 2 è salvo. Però al Chions, che ne parliamo fra poco. Sulla carta sfavorito. Il Fiume. Poco da fare, in 4 partite in tutte e 4 è sfavorito. Perché il Chios è sopra, quella col Fagagna se la gioca e poi l'ME Muggia, cioè 3 su 4 almeno è sfavorito. Sì. Però dopo la prestazione del Fagagna di questo weekend è ti viene da dire Fagagna. Soprattutto Fagagna è a 34, quindi non è 4-5 34 4, no? Ecco. Quindi anche il Fagagna deve fare qualche punto ancora. Sì, c'è il rischio. Però, io ripeto, chi non deve uscire il play-out è il Rive Flaibano in questo momento. Il Rive Flaibano secondo me deve fare punti assolutamente a Tolmezzo, no? Far punti a Tolmezzo, deve provare a far punti anche col Muggia, perché è un Muggia che ormai non ha niente da chiedere al campionato, quindi probabilmente le motivazioni, anche se sono convinto che il Muggia andrà là per provare a vincere. Poi l'ultima a San Vito diventa forse decisiva, se non altro per restare dentro la forbice play-out. Anche la Pro Gorizia può fare qualcosa di clamoroso, perché per come sta adesso la Pro Gorizia ne ha 3 totalmente alla portata. Ne ha 3 alla portata la Pro Gorizia. E poi sembra che tutti debbano vincere contro il mezzo perché è salvo, e questo non è proprio così. No, non è perché così. Abbiamo detto che l'UFM vince. Sì. Abbiamo detto il Tolmezzo, il Monfalcone batte il Tolmezzo, Rive batte il Tolmezzo, Rive batte il Tolmezzo, povero Tolmezzo, non fa più punti. Sì, no, l'ultima c'è Forum Tolmezzo, speriamo se sono salvi che organizzano una grigliata. Al di là di questo, la Pro Gorizia veramente per come sta adesso, cioè, anche col Pordenone se la gioca. Sì, perché sì, è una squadra fisica che gioca con tutti. Per loro è una brutta, nei 12 punti, lasciando stare quello che sarà poi l'ultima, dove avranno un quadro chiaro col Monfalcone, ma i loro 12 punti passano essenzialmente dal Gorizia per me. Sì, sì, che la squadra in questo momento che è diventata quella che fa un po' paura a tutti. Più paura, all'andata quella che vincevi, al ritorno quella che fa più paura. È così. Ci fermiamo. Io scusa, ho visto ieri sera veramente Fausto Barburini del Tolmezzo, e ho parlato con lui, mi dice domenica andiamo a Gorizia e dico dobbiamo fare una partita perfetta perché sennò... Sì. E loro vanno a Gorizia con un bottino tranquillo che possono... Quasi salvi, gli manca forse un punticino per la matematica. I classici 40 punti. Io ho detto, pensa, me l'ha detto ieri sera veramente Fausto Barburini. Comunque alla fine la quota salvezza si è alzata e ti servono 36, per salvarti diretti 36-37 servono. Va bene, ci fermiamo. Dopo aver visto questa grafica torniamo dopo la pubblicità perché dobbiamo andare con le nostre nomination. È tornato il campionato e quindi tocca parlare dei protagonisti in positivo ma anche in negativo, come facciamo sempre di questa giornata. Torniamo fra poco.